Non sarà il Paris Saint-Germain la prossima squadra di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano Le Parisien, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, si sarebbe ritirato dalla corsa al difensore centrale senegalese, inizialmente ritenuto l'erede naturale di Thiago Silva, il cui contratto in scadenza a fine stagione non è stato ancora rinnovato. Chi vuole Koulibaly dovrà sborsare tra i 50 e i 70 milioni di euro, e nonostante i buoni rapporti tra Leonardo e De Laurentiis, la cifra è eccessiva per il club parigino, che sta già lavorando al riscatto di Mauro Icardi, anch'egli valutato a 70 milioni. Per Koulibaly così diventa più probabile la pista che porta in Premier League. Roberto Mancini è combattuto riguardo la ripartenza nel calcio. Da una parte la preoccupazione per il futuro, dall'altra il desiderio di normalità. Lo ha rivelato il commissario tecnico della nazionale italiana ai microfoni di Roma TV. Se dovessi parlare solo da CT, spererei che si finisse qui per ricominciare con calma, perché poi il prossimo anno ci saranno una serie di partite infinite. Detto questo, è anche vero che sono tanti mesi che facciamo una vita molto diversa da quella di prima e la mia speranza è che si possa tornare a giocare a pallone perché il nostro lavoro è quello che ci piace di più, ha dichiarato l'allenatore azzurro, che proprio in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il ritiro in vista dell'Europeo. Per quanto riguarda la ripresa, poi, Mancini ha confessato che per questi primi mesi prevede un inizio un po' rallentato. Ci sarà qualche infortunio di troppo alla ripartenza. Se ricomincerà il campionato, non credo saranno subito al 100% i giocatori, ma col passare delle partite ritroveranno un po' la condizione atletica, sperando ci siano meno infortuni possibili. Il Brescia è tornato in campo, ma Mario Balotelli ancora non si vede. Siamo ormai all'8° giorno di lavoro, ma l'attaccante non si è ancora presentato agli allenamenti, ufficialmente facoltativi, dei biancoazzurri, e la sua presenza inizia a pesare. Oltre a Super Mario, l'unico altro irreperibile nella rosa di Lopez è il centrocampista Mattia Viviani. Intanto il resto dei giocatori è tornato o sta tornando al training center per gli allenamenti individuali con il preparatore Francesco Bertini. Oggi è toccato a Dimitri Pisoli. Nei prossimi giorni sarà il turno degli stranieri che stanno svolgendo la quarantena obbligatoria dopo il rientro in Italia. Non è certo un mistero che Cristiano Ronaldo sia avvezzo al lusso, ma sembra che ultimamente il fenomeno portoghese abbia più voglia di investire i propri soldi che di spenderli. Il suo ultimo acquisto, riferisce il quotidiano Correio de Magna, è un terreno di 10.000 metri quadrati a Cascais, cittadina a 30 km da Lisbona che ha registrato il più alto reddito pro capite in tutto il paese, comprato per la modica cifra di 8 milioni di euro. Sembra che l'attaccante della Juventus abbia l'intenzione di costruirci una dimora da sogno dotata di ogni comfort, che però non sarebbe destinata alla famiglia di CR7, bensì al mercato degli affitti. Negli ultimi anni, infatti, la zona ha vissuto un forte sviluppo turistico e Ronaldo vuole sfruttare il momento favorevole offrendo ai più fortunati un rifugio d'élite, che nel frattempo va ad aggiungersi alle altre proprietà del calciatore.